Bentrovati amici sportivi per questa nuova edizione di Sport TG24. Sabato estremo a Bibbione, al motor race disputato in spiaggia. La pioggia ha stravolto percorso e anche la lunghezza del percorso stesso. I commissari di gara poi hanno anche deciso di chiudere la gara con mezz'ora di anticipo in quanto la sicurezza dei piloti non era più garantita. Passiamo ora al rugby. Il rugby Viadana dilaga contro l'M3 di San Donà di Piave e allunga in classifica grazie al pareggio del Cammi Calvisano. 15-15 il risultato contro il Marchiol di Mogliano. Non steccano il Petrarca Padova 38-10 sulla Mantovani Lazio e il Vea Femi CZ Rovigo 16-11 contro il Rugby Reggio. Faticano i Cavalieri Prato contro i Crociati e chiudono 13-0. Importante la vittoria interna del Fiamme Oro Roma sull'Aquila per 24-6. Classifica che vede sempre il Rugby Viadano in testa a 73 punti e allunga sul Cammi Calvisano che rimane fermo a 67. I Cavalieri di Prato si avvicinano a 66 punti, mentre la quarta posizione è occupata dal Petrarca Padova con 57 punti. Rimaniamo al rugby e l'Italia Under 18 non è stata particolarmente brillante ma più concreta di quella di pochi giorni fa contro la Georgia. Conclude al 7° posto l'europeo di categoria in Francia, superando 13-7 il Portogallo nella finalina giocata a 6 Sins sabato scorso. Gli azzurrini di Roselli chiudono così nel torneo continentale FIRA con un successo che evita l'ultimo posto, ma non riesce a far dimenticare la delusione per questo piazzamento che è al di sotto delle aspettative di una squadra capace tra dicembre e febbraio di centrare risultati importanti contro la selezione delle accademie francesi e contro l'Irlanda. Passiamo ora al basket. In Serie A l'Umana Reyer Venezia, dopo un primo tempo buio che è terminato 22-6 per Cremona, trova il giusto ritmo e supera la Vanoli Cremona 80-74. Con questo risultato i veneziani ribaltano la differenza canestri contro una squadra diretta concorrente per i play-off. Andiamo a Genova, al Trofeo delle Regioni. Il Veneto si laurea campione d'Italia vincendo il Trofeo delle Regioni 2013 con la selezione femminile degli Under 15, allenata da coach Consolini. Una vittoria arrivata al termine di una cavalcata in cui le ragazze non hanno sbagliato un colpo, compresa la finale in cui hanno battuto l'Umbria 51-35. Congratulazioni a tutte le ragazze e allo staff tecnico per il grande risultato conquistato. Questo è il commento a caldo del presidente regionale del Veneto Bruno Polon. Complimenti anche alla selezione maschile che dopo la sconfitta ai quarti contro la forte Toscana è riuscita a conquistare comunque un bel quinto posto battendo nell'ultima gara l'Abruzzo 77-66. Ultima nota positiva per quanto riguarda il Veneto è la designazione di Perocco quale direttore di gara della finale maschile. Andiamo ora a Mestre al torneo Iqbal. Continuano le soddisfazioni del femminile della Reyer. Dopo la conquista della massima serie della Coppa Italia da parte della prima squadra, sono le ragazze dell'Under 14 che hanno riportato l'ambito trofeo Iqbal in Laguna. In semifinale le ragazze dell'Umana Reyer hanno superato le quotate pari età di Zagabria 71-49, mentre in finale, giocata al Tagliercio alle ore 16, l'Umana Reyer femminile ha superato le ungheresi del Vasas Academia 61-51. Le protagoniste di questa bella vittoria sono state la Furlan, Pitteri, Cofau, Pinzan, Saccon, Zabeo, Frison, Lazzarini, Di Bussolo, Galazzo, Petronio e Zampieri, allenatore Galazzo e vice allenatore Frison. Ai festeggiamenti per la vittoria va anche il premio come migliore realizzatrice del torneo alla reierina Emma Cofau, che ha realizzato 125 punti in 5 partite. Naturalmente questo merito va condiviso con tutta la squadra che le ha permesso di raggiungere questo importante risultato. Rimaniamo sempre al basket e sempre all'Umana Reyer Venezia, che passiamo agli Under 19, che i ragazzi appunto dell'Under 19 hanno sfiorato il colpaccio al 21esimo torneo internazionale città di Lissone, cedendo solo in finale al Team Ohio.
Percorso abbastanza netto dei ragazzi di coach Buffo, che superano nelle qualificazioni la Rima Desio 61-58 e i canadesi del Toronto 61-59. Nei quarti hanno la meglio contro una selezione elite del USA 74-71 e nelle semifinali battono la Stella Azzurra di Roma 68-57. In una bellissima finale giocata punto a punto per tutta la seconda parte della partita, e teniamo conto che l'Ohio ha avuto un vantaggio massimo al 13° con 9 lunghezze, 33-24 il punteggio, non sono bastati però i veneziani 4 punti di vantaggio a 2 minuti dalla sirena finale per sbancare il lissone. La stanchezza si è fatta sentire e gli americani dell'Ohio ne approfittano e chiudono l'incontro fissando il punteggio 77-74. Un bellissimo risultato comunque, insperato ad inizio torneo. Chiudiamo questa pagina di tornei e passiamo invece al campionato di promozione che si è disputato a ridosso delle festività pasquali. Partiamo con la provincia di Venezia, girone C dedicato ai playoff. Il basket Jesolo viene fermato dal Team 78 Martellago per 73-64. Invece la partita Lumurano Fiamma Venezia non è pervenuta. La Sinergo Leoncino batte il Basket Riviera 75-55. Con questo risultato la Sinergo Leoncino balza in vetta con 10 punti e segue il Basket Jesolo con 8 punti. Rimaniamo in Venezia e vediamo il girone D dedicato ai play-out. Il Basket Noale Marco e Todaro 57-73, Sittel Mestrina Eraclia Pavimenti 62-61, Virtus Venezia Big Basket Insieme Articolato 55-58. In classifica rimane solo il Big, il Basket Insieme Articolato, con 12 punti, segue la Virtus Venezia con 10, terzo posto per Marco e Todaro e Noale con 8 punti a testa. Passiamo ora al campionato di promozione provincia di Treviso. Vincono tutte e 4 le prime della classe nel turno infrasettimanale, delineando così una classifica che vede Treviso e quinto prime a quote 48 punti e più distanti Valbelluna e Nervesa a quota 36. Dietro di loro il solito gruppone di 5 squadre formato da Valdo, Povegliano, Cairano, Rucker e Mogliane, tutte a quota 30. Ma vediamo il tabellone completo. Valdo Biadene Cairano 70-69, Agordina Valbelluna 51-73, Treviso Povegliano 69-44, Basket Ponte Carbonera 55-68, Pieve Nervese 57-69, Olimpia Crespano 64-53, Rucker Godega è stata posticipata al 10 di aprile. Vediamo ora l'ultimo tabellone del campionato promozione andando in quel di Padova, che vede l'11° turno di ritorno. Vigo d'Arze San Martino 77-72, Tombolo Propace Mortise 88-99, Monselice Piovese 64-70, Roncaglia Virtus Cave 69-38, Terma Labano Este 69-41, Ardens Araceli Janus Selvazzano 71-62, Terme Ogani Albignasego 66-74. San Marco Piombino Dese è stata posticipata all'8 di aprile. In classifica vede sempre Roncaglia proseguire il solitario in vetta a 46 punti, seguito dalla Piovese con 40 e l'Este con 38 punti. Passiamo ora al calcio e in particolar modo ai giovani del calcio portogruaro. Il maltempo che ha caratterizzato il fine settimana di Pasqua ha purtroppo comportato l'annullamento del torneo di Casal Serugo, cui era iscritta la squadra degli esordienti 2001 di Marco Mariotti. Il clima piovoso non ha invece impedito al giovanissimo 99-2000 del Portogruaro di qualificarsi per la finale del torneo di Codroipo. Nella giornata di sabato santo, infatti, i ragazzi Zoccolan e Marcuzzo hanno lottato nel fango e sotto il diluvio e hanno vinto la semifinale senza concedere attenuanti agli avversari. Risultato finale Portogruaro Fontana Fredda 3-0. I gol sono stati siglati da Tricarico, arrivato in prestito dall'Oriago, da Nadir Locatelli direttamente su punizione e da Mattia Pramparo, bravo a muoversi in area avversaria e a insaccare di potenza il pallone in rete. L'atto conclusivo della competizione sarà ora contro la Manzanese, però la partita verrà fissata dagli organizzatori per una di queste prossime serate, visto che il tempo si è rivolto leggermente verso il bello.
Questa era l'ultima notizia per oggi, vi diamo appuntamento a domani per una nuova edizione. Prima di salutarvi vi ricordo che potete sempre vederci su PC, tablet, smartphone all'indirizzo www.caffetv24.it. Da oggi potete rivedere anche il telegiornale collegandovi al sito www.media24srl.it. Se volete contattarci lo potete fare allo 0421 74674 oppure scriverci a sport@media24srl.it. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio, vi do appuntamento a domani e buon proseguimento con i programmi di Caffè 24.